Il Lions Club Agrigento Valle dei Templi, dopo il successo della manifestazione che ha visto il gemellaggio con Lions Club di Lamezia Terme, ricambierà l'evento nei giorni dal 23 al 25 giugno prossimi. Nella nostra città i Lions della Calabria saranno ospitati per confermare il patto nato da un'idea dei due presidenti, da un lato il professore Pira e dall'altro quello lametino Rocchio Chiriano, legati da anni da una profonda amicizia. Ad Agrigento i soci del club calabrese visiteranno la Valle dei Templi, la Scala dei Turchi. La sigla del patto avverrà con una cerimonia ufficiale presso il comune di Agrigento. Sarà presente anche il sindaco di Realmonte, Sabrina Lattuca, che è anche socia del club Agrigento Lions Valle dei Templi, che onorerà la visita presso la Scala dei Turchi a Realmonte. Il patto di gemellaggio che abbiamo già firmato nello scorso weekend, ma che controfirmeremo nel prossimo weekend, nel weekend della prossima settimana, con il Lions Club della Valle del Savuto, che è appunto di Lamezia Terme, è un patto che ci ha fatto conoscere in questa prima fase una parte della Calabria che non conoscevamo, delle bellezze incredibili, una forza di un popolo e l'orgoglio di un popolo che non conoscevamo così fino in fondo. Grazie a questi nostri amici e fratelli Lions che ci hanno accolto la delegazione del Lions Club Valle dei Templi. Abbiamo parlato con tantissimi calabresi e tante calabresi, abbiamo conosciuto quella Calabria nascosta che non immaginavamo, le bellezze paesaggistiche, un ponte dove sarebbe passato anche Annibale, una chiesa dove c'era una spina della corona di Cristo. Questo solo per citare alcune delle cose che abbiamo visti. Siamo stati ricevuti da sindaci affettuosissimi. Durante la cerimonia della firma del patto c'erano addirittura 6 sindaci più una nostra socia, il sindaco di Realmonte, l'avvocato Sabrina Lattuca, che tra l'altro ci aiuterà ad accogliere la prossima settimana, quale sindaco di una città importante della nostra provincia, questa delegazione che arriverà dalla Calabria. Un'esperienza davvero eccezionale e ringrazio il mio staff, ringrazio tutti i soci e le socie del Lions Club Valle dei Templi, ma ringrazio soprattutto il presidente del Lions Club Valle del Savuto, il dottor Rocco Chiriano, il dottor Giovanni Paola, che è responsabile dei gemellaggi, che ci hanno accolto, tutti i primi cittadini che ci hanno accolto. È stata un'esperienza davvero indimenticabile e speriamo, quando loro arriveranno nei prossimi giorni qui nella Valle dei Templi, ci auguriamo di poter per loro riservare lo stesso livello di accoglienza e di ospitalità che ci hanno donato. È stata davvero, ripeto, un'esperienza indimenticabile.